Sono Alessandro De Carlo, consigliere uscente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Cosa ci può dire in merito a questo evento? Questa sera presentiamo la lista Psicologi per il Veneto che si candida per il rinnovo dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Votazioni si terranno il 10, 11, 12 gennaio. Il messaggio di questa sera è che la psicologia è la scienza e la professione del futuro, è fondamentale per i cittadini, per le persone, e mi auguro che gli psicologi sosterranno Psicologi per il Veneto perché abbiamo una vision per il futuro della professione e dell'Ordine degli Psicologi. Bene, io mi complimento con lei intanto per le sue splendide parole. Dopo il pubblico a casa potrà farsi un'idea di questo evento attraverso il videoservizio che manderemo subito dopo in televisione. E che dirle, vuole fare qualche ringraziamento a qualcuno che ha collaborato con lei? Ringrazio Fausto Sapere che ha organizzato questa serata, ringrazio il presidente uscente Marco Nicolussi che è stato per 8 anni il presidente e che non può ricandidarsi ma che sostiene Psicologi per il Veneto, e ringrazio tutti quelli che ci stanno sostenendo, ci stanno aiutando, ci stanno supportando e dedicando il loro impegno. Grazie a tutti, grazie per essere venuti. Intanto grazie a Fausto che ha contribuito fortemente a organizzare questa sera, senza di lui non sarebbe stata possibile, e grazie a tutti voi che siete venuti, siete intervenuti così numerosi. Grazie di cuore, grazie a tutti quelli che ci supportano, che si confrontano con noi, che ci danno idee, che impegnano le loro energie, la loro attenzione a creare con noi una narrazione, un'idea di professione per il futuro. Un grazie particolare, sentitissimo, a Marco Nicolussi, il nostro presidente uscente. L'ordine per 8 anni è stato Marco Nicolussi. Quello che siamo riusciti a fare in termini di conquiste, in termini di battaglie, in termini di vittorie, lo dobbiamo in gran parte all'abnegazione e all'impegno di Marco. Io come consigliere ho avuto l'onore di stare 4 anni in consiglio insieme a Marco e spesso siamo stati soli in mezzo a colleghi che sembravano avere più a cuore le politiche delle loro associazioni che quello che deve essere fatto in Veneto per gli psicologi del Veneto, per noi. Vedo qui subito a sinistra Oscar Miotti. Bene, intanto ben arrivati tutti. Bene, io sono contento di far parte di questa compagine. Mi ha chiamato Marco, non ho avuto esitazioni a mettermi in gioco. Dobbiamo ancora fare strada, siamo una professione giovane, però ecco, io ci metterò tutto il mio impegno perché la nostra professione diventi una professione onorevole. Cosa dirvi? Stateci dietro anche dopo, ecco, non mollateci, abbiamo bisogno del vostro aiuto adesso, ma ancora più dopo. Grazie.
Salve a tutti, sono Giulio Mazzocco, molti di voi mi avranno visto raccogliere qua e là consensi per quello che stiamo facendo, parlare con ognuno di voi. Questo ha dimostrato sicuramente l'interesse delle vostre opinioni, per le vostre opinioni e, cosa ancora più importante, l'attenzione a sapere che cosa veramente volevate rispetto a altri che non si sono minimamente documentati o non vi hanno chiesto cosa pensavate in merito a questo. Molti sostengono sostanzialmente che siete un po' da manovrare qua e là. Noi ci stiamo impegnando invece a cercare di capire che cosa volete. Noi sottolineiamo l'importanza di sapere che cosa volete, perché è il vostro ordine, è il nostro ordine, e l'ordine in un modo o in un altro governerà la vita professionale di ognuno di noi. Dobbiamo sapere sia chi vogliamo votare, sia perché si sta candidando, se è interessato a quello che noi pensiamo, ma cosa più importante, non dobbiamo dimenticarci che quello che oggi andiamo a esprimere, quello che sarà la votazione da fare a dicembre e a gennaio, soprattutto a gennaio, determinerà i prossimi 4 anni di vita professionale, signori. Dobbiamo renderci conto che 4 anni è tantissimo, non buttiamo via la possibilità di esprimere un'opinione, un giudizio e una valutazione su ciò che è stato fatto prima, su ciò che ci proponiamo di fare in seguito e su ciò che possiamo fare adesso. Questo è il momento di poter cambiare senza buttare via quello che di buono fin qua è stato fatto. Ecco, questo è l'impegno che io porto e che condivido con tutta la mente. Grazie per il sostegno. Devo dire che conoscendo poi le persone che vedete qui, sono anche orgogliosa di far parte di questa squadra. Buonasera a tutti, sono Alessandro Bargnani, uno psicologo psicoterapeuta, sono qua per diffondere e non difendere la professione. Sono qua per portare 2 semplici contributi alla lista, portare lo psicologo. Marisa Gabbussera. Buonasera. Anch'io sarò davvero brevissima. Mi è piaciuto molto quello che hanno detto tutti i miei colleghi e la squadra con cui collaboro, ma soprattutto il collega che mi ha preceduto, Alessandro Bargnani. Anch'io non sono qua per difendere, ma per promuovere il lavoro dello psicologo e dei colleghi. Per questo sono impegnata anche in politica e cerco di portare a tutti voi, spero ai colleghi il più possibile, un impegno forte. Il mio intento principale, il mio punto fondamentale è quello della formazione. Io credo che solo se noi avremo la forza e la capacità di essere davvero formati sul piano professionale ma soprattutto soggettivo, avremo la forza per portare avanti la nostra professione in modo credibile e per davvero soprattutto poter dare una mano alle persone che hanno bisogno di noi. Grazie. Gina Barbano poteva forse essere schiva fino a sabato, poi il convegno sul DSM-5 l'ha sicuramente resa più attenta alle foglie. Mai lontanamente negli anni scorsi mi sarei immaginata di essere qui questa sera, né di essere una lista candidata. Mi sono trovata a parlare con Alessandro qualche mese fa, manifestando qualcosa che stavo vivendo negli anni dentro di me. Questa sorta di isolamento della professione dello psicologo, questo coltivarsi il proprio territorio difendendolo a denti stretti, non parlando con il collega, non condividendo niente, perché per paura, perché ci possono portare via il lavoro. E io voglio diffondere il pensiero e con forza e determinazione, con quella determinazione che mi contraddistingue, voglio portare avanti l'idea che se non facciamo rete, se non condivideremo l'uno con l'altro, se non ci parleremo, se non faremo un ordine presente e una colleghi, collaboranti, resteremo sempre quelli che siamo. Laura D'Accorsi.
essere qui in questa serata anche di festa. E questa è un po' l'idea che porto con me da quando abbiamo iniziato insieme questa avventura, con l'idea che la gran parte del tempo della mia giornata la trascorro insieme ai futuri psicologi, i miei studenti, e con i quali condividiamo le fatiche della formazione, ma anche l'entusiasmo di un lavoro che è importante in primis per quello che ti dà come persona e poi per quello che tu puoi fare anche per gli altri. Si cresce insieme ed è proprio a loro che penso quando insieme alla squadra, insieme a Marco, ho deciso di intraprendere questo impegno, perché credo che sia il fin, come diceva appunto Gina, dei primi passi che si inizia a costruire una professionalità. Diego Luzza. Grazie Alessandro e grazie naturalmente a tutti voi per essere qui presenti. Mi sentite? Ho un timbro di voce che dovrebbe essere abbastanza forte. Io sono la famosa mosca bianca della categoria. Ho cercato alcune statistiche in internet, sembra che gli psicologi siano in tutto ad essere dei sindaci in Italia. Abbiamo più di 8.000 comuni e questo è un dato che ci deve un attimino far riflettere, perché vuol dire che abbiamo poca rappresentatività. Allora perché ho deciso di intraprendere questo cammino e seguire questa squadra? Per promuoversi la professione, ma ve lo dico molto sinceramente, come è nel mio stile che a volte è molto crudo, anche per difendervi e per difenderci. Vi spiego perché. Perché sono molto stanco, sono molto arrabbiato, sono veramente incazzato di vedere figure professionali che nulla hanno a che vedere con la materia psicologica usurparci e appropriarsi della nostra professionalità. Questo non è più concepibile. Ma apriamoci al confronto e soprattutto alla collaborazione con i medici, con altre figure che per troppo tempo ci hanno considerato di secondo livello. Questo è fondamentale. Per questo come comune capofilo ho portato avanti la delibera che arriverà in regione all'inizio dell'anno prossimo dello psicologo del territorio, una grande opportunità che abbiamo per organizzare, finalmente mettere in rete tutte quelle risorse che ci sono nei nostri territori, che adesso ahimè si perdono in 1000 rivoli e quindi vengono destinate pochissime risorse. Dobbiamo come categoria pretendere che dove c'è da fare psicologia, come dice la legge, ci deve essere una psicologa e uno psicologo adeguatamente retribuito. Questo è fondamentale. Noi la gara non la facciamo a nessuno, ma non pestateci i piedi, quindi sosteneteci, viva gli psicologi per il Veneto, votateci e fateci votare. Grazie. Se non facciamo parlare il nostro primo supporter, la persona che ha fatto nascere questa lista, il presidente dell'ordine, il presidente di tutti noi. Grazie Alessandro, vi ringrazio tutti, è un onore essere qui. Ho voluto con forza sostenere una lista di psicologi che si candidano per il rinnovo del Consiglio del Veneto che non appartenesse a categorie, perché io ho visto in questi 8 anni quello che succedeva, sempre le paste e pastette, l'associazione nazionale che deve rendere conto a quella locale, viceversa, la SIPAR, non SIPAR, l'altra psicologia, cultura e professione. Io vi dico no a questa antipsicologia e finalmente ho trovato questi colleghi, questi amici che sono davvero interessati, che hanno davvero voglia di fare le cose per la professione. Ecco, io mi fermo e vi ringrazio ancora di essere tanti in così lungo. Ringrazio Lediana Lozzi che è venuta a riprendere per Televeneto il nostro evento, ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio di nuovo chi ci sostiene e ti ringrazio di nuovo Fausto che sei stato un eccezionale compagno di strada e amico.